sono molto costose. Interessante. Aspro al punto giusto. Ciao ragazzi, sono appena stato in palestra. Non ci vediamo da tantissimo tempo. La spalla è migliorata un sacco. Sono in un centro commerciale, uno dei migliori della città. E andiamo verso il quinto piano, che in Italia sarebbe il quarto piano. Ovviamente c'è KFC, c'è Starbucks, un sacco di caramelle e c'è anche il cinema. Grande Spider-Man. Anche se dopo l'allenamento voglio bere una bella spremuta d'arance siciliane. E la beviamo qui, da Master Cup. C'è un assortimento di frutta abbastanza interessante: ananas, banane, limoni, arance e mele. 好，那用这个吧。好的，谢谢。所以来这个肠子叫什么？肠意妈妈。Ho pagato 29 yuan, quindi circa 3,50 euro, quindi ste arance siciliane sono molto costose. Ma la cosa più bella ve la faccio vedere tra un po'. Poi ovviamente hanno un menù abbastanza variegato, Ci sono anche delle bevande con dei colori abbastanza particolari, poi ci sono i tè fruttati, c'è perfino un mojito che non so se... Sì. Comunque i prezzi sono sempre così, sui 3 euro, 3,50 euro. 谢谢，不需要，不需要，拜拜。谢谢啊。Le ragazze sono state veramente molto gentili, perché comunque è sempre imbarazzante fare un video. Poi non faccio un video da tantissimo tempo, da quando avevo la spalla mezza scuminata. E niente, assaggiamo ora questo succo d'arancia siciliano post workout. E mentre qui la bellezza dei centri commerciali cinesi, che sono proprio delle vere e proprie agorà, delle piazze al chiuso, ristoranti lussuosi, mini negozi che vendono computer da gaming. Qua il mio amico Ermanno si farebbe un bellissimo tuffo. E questo è un ristorante incredibile che fa cibo della Mongolia interna ed è... dovremmo venirci un giorno, perché tra l'altro hanno le tovaglie in stile Italia dei vecchi tempi. Poi è grandissimo sto ristorante, E il ristorante che abbiamo visto è una catena diffusa in tutto il territorio cinese. Tralasciando il fatto che qui abbiamo una delle catene di ristorazione italiana più importante del Dongbei, in queste 3 province, si sta diffondendo in altre città importanti della Cina. Ci siamo stati una volta, però mi sto perdendo. Vabbè, troviamo un posto per assaporare questo succo d'arance siciliano. In teoria qui potrei sgroccare un bicchierino di espresso, perché c'è un espresso, perché se gli chiedo posso provare un caffè non lo fanno provare, però. Ma giusto per rimanere in tema, c'è Palermo, eccolo qua, ispirazione Palermo. Oggi è tutto siciliano, ve lo faccio capire tra un po'. Allora, provo a sedermi nello stand di questa macchina elettrica, sto gigantesco blocco elettrico.
Allora, Master Cup, ma eccoci qui. Non solo c'è l'Italia, non solo si parla di Sicilia, ma è fatto a Caltanissetta, cioè ragazzi, incredibile. E l'ultima frase è incredibile. Now please explore Sicily. Italy yourself with the Master Cup. Quindi bevendo questo succo d'arance abbiamo l'opportunità di assaporare l'Italia, la Sicilia, Caltanissetta. Qua dicono che c'è una ricetta segreta dalla Sicilia. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Fantastico. Allora tolgo il tappo ed è una normalissima spremuta d'arance che per inciso secondo me non sono siciliane, però assaggiamo. L'avrei preferita un po' più fredda, però non male, non male. Per me è un grande contrasto perché secondo me non sono arance siciliane, però il fatto che puntano sulla Sicilia nel brand, nel packaging mi inorgoglisce. Il gusto non è male, sono arance penso importate da qualche altro paese, sicuramente non sono le famosissime arance di Di Maio perché sennò non avrei pagato 3 euro, avrei pagato tipo 65 euro, un bicchiere piccolo. Il succo è molto buono, aspro al punto giusto. Le arance sono dolci anche al punto giusto e come avete visto me le hanno spremute davanti a me. Non c'è meglio di niente che dopo la palestra una bella spremuta di arance, bella genuina. Nel mentre vi faccio vedere questa bellissima macchina, veramente io ho una macchina elettrica in Italia, però questa qua proprio mi fa schifo. Possiamo pure salire. Sperando che non si fottino il borsone. Sentiamo il rumore della chiusura. Niente male. Bella spaziosa. Mamma mia. Sbagliare un calcio, ti dico almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ma solo in Cina posso fare una cosa del genere, che non è mettere i colors in macchina, ma lasciare il borsone incustodito. Che dirvi ragazzi, arancia siciliana da Caltanissetta direttamente da Cheyenne grazie al brand Master Cup. Sono contento? Ni. Contento perché Caltanissetta nel cuore ragazzi, Caltanissetta nel cuore, e un po' no perché minchia 3,30 euro, 3,50 euro. Va bene, detto questo, ciao. Io comunque non capisco come questi qui tedeschi riescano a vendere il gelato. È tedesco sto brand, non lo so, in Cina. Invece questo qui secondo me è buonissimo.